Signore e signori, ben ritrovati al Palaserra dei Migni, seconda giornata del girone di qualificazione per la Serie B nazionale. Si affrontano i padroni di casa del Basket Sant'Orsola Tavoni opposti al SAT Crocetta Torino con il doveroso omaggio a Giovannino Giordo, cantante folk sassarese che ci ha lasciato in questi giorni. L'applauso del Palaserra dei Migni ha aperto la nostra cronaca. Andiamo a vedere quelle che sono le formazioni prima della Palla 2. Torino che si schiera col numero 4 Martina, col 5 Bonelli, col 7 Favario, col 9 Arese, con l'11 Francione, col 12 Rispoli, 13 Antonietti Federico, col 17 Luca Antonietti, col 18 Malagoli, col 33 Ferraris. Tavoni che risponde con Samoggia Spano, Pilao, Alessandro Piras col 9, Francesco De Sole col 10, col 12 il capitano Alberto Brembilla, 14 per Andrea Cordedda, 15 per Alessandro Pisano, 16 per Schintu, 20 per Antonio Piras. Gli arbitri di questa gara sono il signor Francesco Cattani e la signora Daniela Bellamio. Tutto pronto per la Palla 2 che vedrà protagonisti Brembilla e Riccardo Malagoli. Palla 2 conquistata da Torino che prova subito ad attaccare con Martina, palla che gira nel perimetro per Francione, ancora cercato Malagoli, protagonista nell'ultima uscita di Torino contro Faenza. Ricordiamo che questa è la seconda giornata. Nella prima giornata Torino è andata a perdere proprio con Faenza, mentre i padroni di casa del Basket Sant'Orsola Tavoni hanno sconfitto il Lissone. Nel frattempo Favario trova subito Antonietti trova subito la via del canestro per Luca Antonietti. Si tratta del primo tiro, 2-0 allora, anzi 0-2 in favore della squadra ospite. Vediamo come risponderà il Sant'Orsola. La palla nelle mani di De Sole che prova il pick and pop con Brembilla, sotto il pallone per Cordedda, stoppato da ancora Antonietti. Può ripartire allora in contropiede Torino. Martina per Rispoli, palla nelle mani di Malagoli che fa saltare Brembilla, libera Antonietti. Malagoli poi abbatte Cordedda, aprendo la strada per la penetrazione di Antonietti. Luca Antonietti, 0-4. Tavoni che ha bisogno di trovare lucidità in attacco. Ora palla persa da parte di De Sole con Torino che prova a ragionare. Martina con ora il bell'anticipo di Cordedda, rilancia il contropiede per De Sole, cerca anche il contatto. De Sole sbaglia il layup, Brembilla non riesce a correggere. L'ultimo a toccare è lo stesso capitano di casa e allora ancora 0 il Tavoni dopo 1 minuto e 20 di gioco. Torino che invece ha già messo a segno il suo primo mini break. Prova a rispondere il Tavoni perlomeno con la difesa. Vedremo come si comporterà in questa azione. Palla sotto per Malagoli che prova a giocare spallacanestro con Brembilla, raddoppiato da Cordedda, sbaglia la difesa ora del Tavoni con De Sole che rilancia la transizione, si appoggia a Brembilla, non se la sente di tirare a tripla il capitano della squadra di casa e allora si rifà di nuovo da De Sole. Palla per Cordedda, vuole attaccare il canestro, Cordedda va fino in fondo. Bel terzo tempo, poi l'errore, raccoglie però il suo rimbalzo, palla nelle mani di Brembilla, ancora preferisce avvicinarsi, trova soltanto la stoppata di Luca Antonietti. Riparte Torino con Martina a guidare la transazione fino in fondo, il layup non trova nemmeno il ferro e allora può ripartire il Tavoni. Pilò decide di aspettare, c'è il rimorchio di Cordedda con Malagoli, con Antonietti, subisce il fallo del numero 17 avversario. Avrà 2 tiri liberi a disposizione Andrea Cordedda, protagonista nella prima uscita di questa seconda fase, con Lissone è stato lui nel terzo quarto a bloccare quella che è stata la rimonta della squadra ospite in quell'occasione. Allora vedremo se riuscirà almeno dalla lunetta a sbloccare questo 0 che sta condizionando il Sant'Orsola. Al primo tentativo non va a bersaglio. Ora riesce finalmente a bloccare l'emorragia. 1-4 il punteggio dopo 2 minuti abbondanti di gioco. Favario per Rispoli che prova ad attaccare, arresto, tiro, solo Cotone per lui con Torino che allunga 1-6 il punteggio. Sant'Orsola che quindi deve inseguire. Pilò a portar palla, va da De Sole, palla nelle mani di Cordedda, c'è il taglio di Pilò, preferisce ancora una volta attaccare il canestro, subisce un nuovo contatto, altra gitellonetta per Andrea Cordedda, secondo fallo per
la squadra ospite. Vedremo a chi verrà assegnata questa penalità. Si tratta di Malagoli. Importante caricare di falli il centro piemontese, perché potrebbe consentire alla Sant'Orsola di trovare una chiave di attacco alternativa a quelle viste fino adesso. Ora sbaglia il primo dei due liberi a disposizione Andrea Cordedda. Sbaglia anche il secondo, non sorridono le gite in lunetta agli uomini di coach Carlini. Dalla distanza Rispoli prova l'errore, Malagoni a lottare il rimbalzo, Cordedda a sovrastarlo. Può ripartire allora il Tavoni, che ha bisogno di ragionare. Si muove Brembilla per il pick and roll, resto tiro da parte di Pisano, corto, scheggia il ferro, riparte Torino. Davvero polveri bagnate per il Sant'Orsola fino a questo momento. Martina cerca spazio, cancellato da Andrea Cordedda con Pilo che va in lay-up, altro rigore sbagliato. Pisano va a correggere, altro errore da parte del Tavoni, che oltre ai 5 uomini di Torino deve fronteggiare anche la sfortuna. Poi Malagoli ci prova dalla lunga distanza, Brembilla col tagliafuori trova il rimbalzo, vedremo se proverà a ragionare il Sant'Orsola. De Sole attacca Rispoli, va fino in fondo, subisce il contatto, non c'è fallo ma ci sono due liberi, e gli applausi del Palaserra dei Migni per questo primo canestro dal campo da parte del Sant'Orsola. Martina per Favario, Rispoli. C'è il blocco di Antonucci, c'è lo spazio per la tripla tentata da Rispoli, l'errore poi dimenticato. Antonietti sbaglia sul rimbalzo offensivo, può ripartire il Tavoni che può anche trovare la tripla del pareggio. Cordedda prova a giocare spalle a canestro, va da De Sole, penetra De Sole, subisce anche il contatto, vedremo di chi sarà il fallo. E di Luca Antonietti, secondo fallo per lui. Vedremo se coach Tassone cercherà delle contromisure. Per ora decide di difendere a zona. Pilo cerca spazio all'interno dell'area, scambia con De Sole, c'è lo spazio per la tripla per Pilo che preferisce avvicinarsi. Arresto, tiro e bersaglio da parte di Mirko Pilo che porta il Tavoni a -1. 5-6 il punteggio quando stiamo per attraversare la boa di metà quarto. Rispoli, l'uscita di Favario, preferisce andare da Antonietti, ancora Rispoli. Cordedda accetta il cambio, c'è un mismatch vicino a canestro. Antonietti prova a battere De Sole, ci riesce cercando spazio nella linea di fondo. De Sole si lamentava con l'arbitro Bellamio per looking da parte del numero 17. Non c'è stato il fallo, c'è nel frattempo ancora un'occasione per applaudire Andrea Cordedda che riporta a -1 il Tavoni, 7-8. Martina va da Rispoli, ancora palla che gira lontano da canestro per Torino, palla nell'angolo per Antonietti, la tripla del numero 17 in striscia positiva, 5 di fila per lui e più 4 per Torino, 7-11 il punteggio. De Sole pick and pop con Brembilla, va da Cordedda, Antonietti gli sporca il possesso, allora si arresta dalla media Andrea Cordedda, altri 2 punti per il numero 14 che sale a quota 5 personali. Martina cerca il rimorchio di Malagoli, bella azione questa di Torino con Brembilla che forse sta soffrendo il numero 18. Vedremo se proverà ad abbassare il quintetto coach Carlini. Intanto Cordedda ci prova anche dalla lunga distanza, trova la tripla del nuovo -1 per il Sant'Orsola. Sono 8 personali per Andrea Cordedda, davvero caldissimo in questo frangente di gara. Rispoli per Antonietti, Rispoli guarda il canestro, preferisce attaccarlo, si va da Malagoli con Cordedda che questa volta nel tentare l'anticipo lascia troppo spazio ad Antonietti. 8 per Cordedda da una parte, sono 9 per Luca Antonietti dall'altra. Bella sfida fino a questo momento. Pisano serve Brembilla, ancora una volta non se la sente di tirare dalla lunga distanza, si va di nuovo in posta da
Pisano, il tiro in allontanamento del play del Sant'Orsola, l'errore. Favario rimette il pallone in campo, favorendo però soltanto il Sant'Orsola. Il cronometro di 24 non si è resettato, allora deve attaccare la squadra di casa con Cordedda che sbaglia, raccoglie il rimbalzo offensivo, serve Brembilla che subisce il fallo, non trova il potenziale gioco da 3 punti. Il capitano della squadra di casa ancora fermo a 0, avrà 2 possibilità dalla lunetta per riavvicinare il Tavoni. Nel frattempo cambio nelle file del Torino, esce Luca Antonietti, entra suo fratello Federico. Avevamo annunciato in precedenza, nonostante Antonietti fosse il miglior marcatore dei suoi, con questa penalità è salita a quota 3 personali, complicando le rotazioni di Torino. Nel frattempo Brembilla trova il primo punto della sua gara dalla linea della carità, con coach Carlini che ha dato un po' di riposo al protagonista di questa prima parte di gara, Cordedda, che ha anche necessità di una borsa al ghiaccio sul ginocchio. Speriamo niente di grave per lui. Al suo posto Jacob Samoggia, copiato proprio con Antonietti, si va da Malagoli, raddoppiato, Malagoli subisce il contatto. Il fallo viene assegnato a Pisano, se non andiamo errati, così è. Onestamente noi non l'abbiamo visto. In ogni caso per Malagoli ci saranno 2 liberi da poter utilizzare per provare ad allungare. Il Ferro rifiuta la sua prima conclusione. Assegno invece nel secondo tentativo. De Sole profondissimo per Mirko Pilo, con Favario che riesce a correggere, perlomeno sporcare la linea di passaggio. Rimessa in zona attacco per il Tavoni. De Sole va da Samoggia, un po' fermo ora l'attacco del Sant'Orsola contro la difesa zona ordinata dalla panchina ospite. De Sole per Pilo, c'è spazio per la tripla dei 7 metri abbondanti. L'errore di Mirko Pilo con la palla che gira sul ferro. Riparte allora Torino, sarebbe stato il canestro, il primo sorpasso del Sant'Orsola. E Rispoli tutto solo con l'arresto e tiro dai 6,75 trova il punto numero 19 della gara del Torino. Brembilla con Malagoli, penetra e scarica, va da Pisano, c'è spazio per il piazzato dalla media di Alessandro Pisano, che trova anche egli il primo canestro dal campo. 16-19 il punteggio, 2 da giocare in questa bella prima frazione, viva e particolarmente ricca di canestri. Rispoli in striscia, ci riprova dalla lunga distanza, non trova questa volta il fondo della retina, allora Sant'Orsola pronta a ribaltare dall'altra parte con Brembilla che sbaglia a conclusione dai 6,75. Favario accoppiato con Pilo, netto il braccio a favorire il movimento per liberarsi di Mirko Pilo. In ogni caso 2 punti per Favario. Si riparte con Brembilla che scarica per Samoggia, la finta per avvicinarsi a canestro, il tiro dalla media, Jacob Samoggia sbaglia, però il numero 1 del Sant'Orsola può allora allungare Torino, che viaggia già con 5 punti di margine. Rispoli prova ancora la tripla, terzo tentativo consecutivo per lui. Tassone non ci pensa su 2 volte, ha già fatto alzare un uomo dalla panchina. Samoggia sbaglia il tappin schiacciato sull'errore di De Sole. Cubo dei cambi, intanto è già pronto Bonelli per Torino. Malagoli ha bisogno di una mano, va da Martina, c'è Pisano, gli concede il lato destro, c'è il cambio, prima Brembilla poi De Sole, riesce a partire per Rispoli che al quarto tentativo trova una nuova conclusione pesante. 16-24 il punteggio, più 8 Torino, che sta chiudendo questo primo quarto in maniera piuttosto positiva, favorito anche dagli errori del Sant'Orsola. Coach Carlini ha già chiamato 2 cambi con Cordedda e Schintu pronti a ritornare sul parquet. Brembilla ora non trova il passaggio di Pisano, sporcato dalle mani di Malagoli, allora c'è una discrepanza di poco più di un secondo tra il cronometro del quarto e quello dei 24. Tavoni, che fino a questo momento ha speso solo un fallo, ne ha 3 da sfruttare per interrompere il possesso del Torino.
Favario in allontanamento, trova il jolly, il canestro che vale il +8, poi il tiro di Pilo arriva dopo la sirena, pardon, era il canestro del +10. Tavoni che chiude quindi questa prima frazione sotto di 10 punti nonostante dei buoni passaggi. Ripiloghiamo il punteggio: 16 per il Basket Sant'Orsola Tavoni, 26 per Torino. Piccola pausa anche per noi. Tutto pronto per l'inizio di questa seconda frazione. Tavoni a quota 16, 26 per Torino, che in chiusura di quarto ha scavato questo solco di 10 lunghezze, consentendo al Sant'Orsola di patire il distacco. Samogia, completamente dimenticato la difesa di Torino, punisce la sonnolenza dopo il riposo di 2 minuti. 19-26 il punteggio. Favario prova a restituire la cortesia dalla media distanza, diventa un problema ora per la difesa della squadra di casa. Il numero 7 ospite che sale a quota 6 personali, ma soprattutto restituisce 9 lunghezze di margine. Schintu per Desole, pick and roll con Schintu che non si concretizza, allora si rivà da Pisano. Rispoli che forse ha anche spinto nei confronti del numero 16. Pisano la rimessa, 8 i secondi rimasti all'attacco del Sant'Orsola per cercare la conclusione. Desole ci penserà lui, 2-1, Desole penetra e scarica con Pisano che prova la magia. Pallone che non tocca nemmeno il ferro e allora si chiudono i 24. Coach Carlini non è per niente contento. Ricordiamo che nei primi 10 minuti di gioco nessuna delle due panchine ha chiamato il minuto di sospensione. Vedremo se soprattutto Coach Carlini proverà a riaggiustare la lucidità dei propri giocatori. Nel frattempo Favario sbaglia completamente il controllo del pallone. Può ripartire allora il Sant'Orsola. Desole per Pisano, mai uscito dal campo fino a questo momento, prova a mettersi in ritmo da solo. L'errore, Schintu a raccogliere il rimbalzo in attacco, va da Cordedda, protagonista nella prima frazione, ora esagera l'errore da parte del numero 14, rimbalzo che finisce nelle mani di Martina, si va da Rispoli, anche lui protagonista in chiusura di quarto. 4 tentativi dalla lunga distanza per lui, diventate 2 le triple messe a referto che hanno allontanato il Tavoni. Martina ancora con un bel piazzato dalla media distanza. Ottime le spaziature di Torino che prova a sfruttare il lavoro delle guardie e a trovare ora il massimo vantaggio. 19-30 il punteggio. Penetra e scarica di Cordedda, va da Samogia, altra penetrazione con scarico che Malagoli cancella recuperando il pallone. Corre ripari Carlini, pronti a entrare sul parquet Antonio Piras e ritornare in campo anche Mirko Pilo. Arrivano i cambi, vedremo se arriverà anche il time out, così non è per adesso. Fuori Desole, fuori anche Pisano, vedremo se proverà con la difesa il Sant'Orsola a trovare un break importante. Ora Rispoli penetra e scarica per Malagoli, non c'è lo sfondamento da parte del numero 12, ci sono altri 2 punti per Torino con il massimo vantaggio che si aggiorna a +13, 19-32 il punteggio. Cordedda, arriva il rimorchio Antonio Piras, ancora per Cordedda che prova ad avvicinarsi, arresto, tiro e bersaglio per Andrea Cordedda che va in doppia cifra, 10 per lui, meno 11 però Sant'Orsola che ha bisogno ora di ritrovare intensità in difesa. Favario chiude il palleggio, si riaffida Antonietti che poi restituisce il pallone, ancora gioco 3-2 con Antonietti che pesca il nuovo jolly. Ora sì, arriva il time out chiamato dalla panchina di casa. Il punteggio dice 21 Tavoni, 34 Torino, quando mancano 7 minuti e 15 alla fine di questo secondo quarto. Ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Con le immagini curate da Icori Bicchesu ritorniamo in cronaca per questi 7 minuti e 10 che ci separano dalla pausa lunga tra il Basket Sant'Orsola Tavoni e Crocetta Torino. Pilo che ora subisce il fallo di Rispoli. Pochi i fischi per la verità della coppia arbitrale. Il Tavoni nel corso della prima frazione ha consumato solo un fallo ai carichi di
a carico di Pisano. Per Torino invece questo è il primo fallo di questa frazione, è andata anche in bonus. Sant'Orsola però non ne ha approfittato. Nel frattempo Cordedda prova ancora una volta a attaccare il canestro, è lui che combatte per raccogliere il rimbalzo offensivo quando il resto della squadra era già nella propria metà campo, per cercare di non concedere il contropiede alla squadra ospite. Arriva il fallo chiamato a carico di Antonio Piras, più 13 palla in mano per Torino, che ha ancora 16 secondi per chiudere questa azione. Favario per Rispoli. Martina, Rispoli e Favario non hanno mai lasciato il parquet. Vedremo se questo tipo di soluzione adottata dal coach Tassone può in qualche modo condizionare il resto della gara, soprattutto nel finale. Malagoni trova il possesso dopo l'interferenza della difesa del Tavoni. In ogni caso scadono i 24 secondi, buona difesa ora del Sant'Orsola, che trova gli applausi del suo pubblico. Si riparte, Samoggia alla rimessa per Antonio Piras da Mirko Pilo. Samoggia pronta a ricevere, si muove anche Schintu, la palla è per lui. Vogliono Samoggia, spalle a canestro, Favario spende il fallo. Tratta della seconda penalità per il numero 7, miglior marcatore con Rispoli e dei suoi. Vedremo se ora ci sarà qualche cambio. Si alza subito dalla panchina Francione. Antonio Piras alla rimessa per Schintu, si muove, riceve Cordedda. Doff per Samoggia, Antonio Piras, arresto e tiro dalla media, solo Cotone per lui. E applausi dal Palaserra dei Migni. 23-34 per Torino. Martina va da Francione appena entrata in campo. Rispoli, pardon, era Antonietti, ancora Martina, 9 secondi per andare il tiro. Rispoli ribalta per Favario, c'è spazio per la tripla del numero 7, l'errore, Malagoli domina il rimbalzo, altri 14 secondi per la squadra ospite. Martina ancora ad impostare l'azione offensiva, va da Rispoli, ora sono 5 secondi per andare al tiro, partenza sospetta di Martina che libera ancora Favario dalla lunga distanza, solo Cotone per il numero 7 che trova il punto numero 11 della sua gara, ma soprattutto mette di nuovo 14 lunghezze di margine tra Torino e Sant'Orsola. Schintu per Antonio Piras, il taglio di Cordedda servito, lasciato libero di tirare Cordedda, non viene aiutato dal ferro. C'è bisogno di un cambio, coach Carlini vuole di nuovo Brembilla sul parquet, Malagoli riapre per Antonietti, va da Favario per Martina, ci prova dagli 8 metri, Martina l'errore, Samoggia a lottare il rimbalzo, l'ultimo a toccare è proprio il numero 1 della squadra di casa. Allora rimessa in zona d'attacco per Torino, esce Favario dal parquet, esce anche Cordedda, entra Francione nelle file di Torino, Brembilla in quelle dei padroni di casa. Cordedda sporca la rimessa, favorisce il recupero di Antonio Piras che calibra malissimo la misura del passaggio per il contropiede di Mirko Pilo. Altra palla persa banalmente per il Tavoni che sta pagando carissimo queste disattenzioni offensive. Nel primo quarto abbiamo visto diversi problemi con il contropiede, problemi che si sono ancora una volta manifestati. Poi arriva il fallo da parte di Schintu per impedire a Malagoli di trovare il rimbalzo in attacco. Primo fallo per il numero 16, secondo di questa frazione per il Tavoni, 4:38 da giocare. Francione la rimessa, ancora difficoltà per Torino nell'effettuare la rimessa a fondo campo. Malagoli prova spalle a canestro con Brembilla, bel movimento del numero 18 con tanta sensibilità nei polpastrelli nel trovare un tiro che vale il più 16, 23-39. Brembilla prova a rianimare il Sant'Orsola ed il Palaserra dei Migni con la tripla del 26-39. Tavoni però ancora ad inseguire. Piras a disturbare Martina, mai uscito dal parquet con così come Rispoli.
Antonietti ancora per Rispoli, palla nell'angolo per Martina, questa volta non se la sente di tirare, scarica per Rispoli che fa saltare Antonio Piras, ribalta ancora una volta per Martina nell'angolo per la tripla di Antonietti, percentuale altissima dalla lunga distanza, però anche tanti tiri aperti per la squadra di coach Tassone che trova di nuovo il più 16, 26-42, tanti problemi in difesa per il Sant'Orsola che ha concesso davvero tanti punti alla squadra ospite. Pilo, arresto e tiro dalla media, solo Cotone anche per lui, 28-42 il punteggio. Ora gioca bene in attacco il Sant'Orsola, trovando gli spazi giusti, trovando delle buone uscite dai blocchi, ma non riesce a bloccare l'attacco di Torino. Attacco di Torino che, ricordiamo nel frattempo, altra tripla da parte della squadra ospite, altro canestro pesante, questa volta è Francione a pescare la conclusione dalla lunga distanza. Dicevamo di Torino, nel corso della stagione regolare, in quello che è stato il proprio girone, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, è arrivata seconda e nelle statistiche generali ha chiuso come la squadra con il miglior attacco, pardon, tempo, scusate, Brembilla, 6 secondi per prendere il tiro, va da Schinto, spalle a canestro, mette a palla a terra il numero 16, il ferro aiuta la sua conclusione in allontanamento. Dicevamo di Torino, ha chiuso come miglior difesa del girone e come secondo miglior attacco, oltre 2000 punti nelle partite giocate. Tonietti con Schinto a disturbarlo, trova comunque il modo di andare fino in fondo e segnare il nuovo più 17, 30-47 il punteggio, 2:20 da giocare in questo secondo quarto. Brembilla, c'è Malagoli su di lui, va da Desole, ritornato sul parquet, pick and pop tra i due, Brembilla libero per il tiro per farsi andare da Pilo con un bel rimorchio sulla linea di fondo. Nuovo errore e poi fallo in attacco da parte di Schinto. Prova un nuovo cambio nei lunghi per coach Carlini, fuori Antonio Piras, rientra Pisano, fa il suo esordio in questa partita anche Alessandro Piras, ricordiamo per lui ancora la convalescenza da un infortunio che gli ha fino adesso bloccato la crescita della condizione. Il minutaggio si è ridotto per lui che spesso e volentieri è partito in quintetto durante la stagione. Nel frattempo Francione ci riprova dalla lunga distanza, stavolta è sfortunata Torino, o se vogliamo fortunata il Sant'Orsola. Nuovo errore da parte di Desole che probabilmente ha subito una tonnara di contatti. Rispoli sulla linea laterale riesce in qualche modo a servire Francione che forse ha avuto anche un problema. In ogni caso palla nelle mani del numero 12, c'è il blocco di Malagoli che sgomita con Alessandro Piras per cercare il pick and roll. Il fallo viene fischiato ad Alessandro Piras. Il pubblico non gradisce la chiamata arbitrale che porta a 4 i falli del Sant'Orsola in questa seconda frazione. Martina cerca il lob per Malagoli che sfrutta tutti i suoi centimetri per appoggiare a canestro e trovare il punto numero 49 di Torino. Per lui si tratta dei 9 personali. Brembilla va da Alessandro Piras, problemi anche in attacco ora per il Sant'Orsola. In ogni caso l'ultimo a toccare è Francione, allora rimessa in zona d'attacco per il Tavoni. Coach Carlini ha necessità di parlare ai suoi, secondo time out di questo quarto. Sant'Orsola che deve inseguire di 19 lunghezze, Tavoni a quota 30, Torino a quota 49, un minuto da giocare, pausa anche per noi. Si riparte dopo il minuto di sospensione, chiamato dalla panchina di casa, sotto di 19 punti il Tavoni ha a disposizione 12 secondi per chiudere questa azione d'attacco. Pilo alla rimessa, si muove, riceve Brembilla, c'è sempre Malagoli su di lui. Brembilla mette palla a terra, attacca, va fino in fondo, serve Alessandro Piras che perde il controllo della sfera, riesce comunque a servire Alessandro Pisano che subisce anche il contatto. Alessandro Piras a trovare un nuovo rimbalzo in attacco.
riapre per Pilo che ha necessità di ragionare, arriva Alessandro Piras per il pick and pop, Pilo arresto e tiro dalla media, forse anche un contatto, l'errore, Martina riesce a trovare il tap out che consente a Torino di ripartire, discrepanza tra i 2 secondi di circa 9 secondi, quindi ultimo tiro che sarà nelle mani del Sant'Orsola, che ricordiamo non ha falli da spendere. Martina 7 secondi per andare il tiro, si appoggia a canestro, poi dorme il Tavoni al rimbalzo e allora ultimo possesso nelle mani della squadra ospite con Rispoli. Rispoli ci prova dalla lunga distanza, solo un airball che fa chiudere questa prima frazione, poi Pilo va a toccare con la propria preghiera i gonfaloni della Dinamo Sassari e dei primi vinti dalle coppe vinte dalla Dinamo, esposti qua alla Palaserra dei Migni. In ogni caso si chiude questa prima parte di gara, Tavoni a quota 30, Torino che guida anche abbastanza agevolmente a quota 49, merito delle triple di coach Tassone. Arriva la pausa lunga per la partita, arriva la pausa lunga anche per noi. Con la splendida regia curata da Icco Ribicheso e dal suo solidissimo cavalletto ripartiamo con il racconto della gara tra il Basket Sant'Orsola Tavoni e il SAT Crocetta Torino, ospiti che fino a questo momento guidano con un margine piuttosto importante, 19 le lunghezze di distacco tra le due formazioni, 30-49 il punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco, con i quintetti diversi rispetto a quelli che hanno iniziato la gara. La novità nel Tavoni in questo starting five del terzo quarto è la presenza di Alessandro Piras a fare l'ala forte, in quella del Torino prosegue con la sua permanenza sul parquet Luca Antonietti, Federico Antonietti, tratto al posto di Luca con 3 falli. Ha fatto bene anche dalla lunga distanza, rimanendo perciò sul parquet. Nel frattempo Martina nell'angolo per Favario, ritornato lui sul campo, palla proprio nelle mani di Antonietti che ci prova dalla lunga distanza, l'errore, rimbalzo in lungo, preda di Franz De Sole, può ripartire il Tavoni. Cordedda, il miglior marcatore dei suoi, si arresta al centro dell'area, prova a appoggiarsi al tabellone, l'errore, subisce poi un contatto piuttosto forte con Martina rimbalzo. Non c'è fischio arbitrale, rimane a terra poi Martina che accusa il colpo, tira anche 2 testate sul parquet per lamentarsi del dolore, forse una distorsione per lui, pronto a tornare, a fare il suo esordio. Attenzione, era già entrato Bonelli nel corso della gara, ora pronto sul cubo. Speriamo per Martina e per lui, noi protagonisti della partita, non sia niente di grave. Il fatto che rimanga ancora a terra non... Ecco, si alza, arriva anche lo sportivissimo applauso del Palaserra dei Migni. Zoppica, ma riesce a tornare in panchina sulle proprie gambe. Subito borsa del ghiaccio, vedremo cosa comporterà questa sostituzione obbligata per Torino. Rispoli in ogni caso a fare il play, Bonelli da guardia, l'ala piccola sarà Favario, Antonietti da 4 e Malagoli sempre a sgomitare nel pitturato per Torino. Ora Brembilla accoppiato proprio col numero 18, riapre per Favario, c'è Cordedda su di lui, gli strappa il pallone dalle mani Andrea Cordedda, può ripartire in contropiede il Tavoni, palla persa da parte di Pisano che non riesce a trovare lucidità in regia. Rispoli punisce subito il rientro difensivo del Sant'Orsola con la tripla che vale il massimo vantaggio, più 22 per Torino, 30-52 il punteggio. Pick and pop tra De Sole e Brembilla, la finta di tiro del numero 12 va fino in fondo, subisce anche un contatto, non c'è fallo, tagliato fuori Alessandro Pira, sta a favore il rimbalzo, può ripartire allora Torino, più 22 palla in mano per la squadra del coach Tassone.
Finora gira tutto bene per Torino, finora gira tutto malissimo per il Tavoni. Favario libero dalla media, l'errore, Desole lotta il rimbalzo, poi perde il controllo della sfera che Antonietti riconsegna nelle mani di Rispoli, riconcedendo altri 14 secondi all'attacco della SAT, con il numero 12 che subisce il fallo in parte di Brembilla. Rispoli poi si rialza prontamente, il fallo, anzi scusate, è di Desole. Saranno comunque due liberi per Rispoli. Esce Pisano ed entra Antonio Piras nel frattempo nelle file del Tavoni. Rispoli trova il fondo della retina con il secondo tentativo e porta a 23 le lunghezze di margine. 30-53 il punteggio con la zone press provata da Torino, che ora va con la 2-3 a cercare di bloccare le bocche di fuoco del Sant'Orsola. Piras fa saltare Favario, si riappoggia a Cordedda, ancora da Antonio Piras, c'è sempre Favario su di lui. Serve Alessandro Piras, non la migliore delle scelte dalla lunga distanza, poi Brembilla in qualche modo trova il rimbalzo in attacco. Arriva l'infrazione dei passi nei confronti di Brembilla, che si era liberato nel più breve tempo possibile del pallone. Non è bastato per evitare la nuova palla persa. 7:34 da giocare in questo terzo quarto, 30-53 il punteggio. Tavoni in rottura prolungata, Favario chiude il palleggio, serve Rispoli che prova a attaccare il canestro, c'è Antonio Piras su di lui, si va da Malagoli, altra tripla tentata dalla squadra ospite. Alessandro Piras al rimbalzo, Desole a cercare spazio sulla linea laterale, trova un corridoio piuttosto difficoltoso, palla nelle mani di Brembilla, si va da Alessandro Piras, mette palla a terra l'ala di coach Carlini, che poi perde il controllo del corpo. Bonelli va a tutto campo nel coast to coast a sbagliare il canestro, che poteva essere una botta importante in favore di Torino. Serve ora la reazione del Tavoni. Desole, c'è il blocco di Brembilla per lui, pick and pop con Brembilla che ha spazio per trovare la tripla del meno 20 per provare a rianimare pubblico e compagni. Rispoli fa tutto da solo e trova il fondo della retina, anche quando Torino non fa girare la palla tra i propri giocatori, riesce comunque a trovare la via del canestro. Risponde subito Antonio Piras. Importante dare dei segnali per far capire che il Sant'Orsola non si è ancora dato per vinto. Rispoli per Favario, ci prova anche lui dalla media, solo Cotone, non sbaglia un tiro Torino in questo momento, a parte quelli tentati con, come soluzioni di ripiego. Vedi la tripla di Malagoli precedentemente, ma questo non cambia la distanza tra le due squadre. 35-57 il punteggio. Desole va di nuovo da Brembilla, nuova tripla tentata dal capitano nero-arancio, l'errore, questa volta è Favario a trovare il possesso. Rispoli ancora per Favario, va da Malagoli che si libera di Brembilla. Alessandro Piras in aiuto, cala la mannaia. Malagoli voleva anche i due liberi. Nel frattempo cambio nelle file di Torino, staffetta tra i due Antonietti, ritorna sul parquet Luca Antonietti, gravato però di 3 falli. Vedremo se magari proverà ad attaccarlo negli accoppiamenti offensivi il Tavoni, visto che è un giocatore freddo. Nel frattempo Favario va a commettere fallo in attacco per il numero 7. Si tratta della terza penalità. Vediamo se arriverà di nuovo la staffetta con Fraccione come in precedenza. In ogni caso Tavoni ad inseguire a 22 lunghezze. Serve un break per dare fiducia a Leoni il coach Carlini. Desole, l'uscita dei blocchi di Antonio Piras,
trova il possesso il numero 20, il blocco di Alessandro Piras, ci prova dalla lunga distanza Antonio Piras, l'errore, rimbalzo di Favario, Alessandro Piras gli scippa il pallone che finisce nelle mani di Antonietti. Allora può impostare Bonelli per Favario che serve Malagoli, altra dimostrazione di grande sensibilità nelle dita da parte del centro col numero 18. 35-59 il punteggio, Cordet d'arresto, tiro ed errore, rimbalzo di Gilbert Favario, ancora la possibilità di allungare per il Torino che non sfrutta questa transizione difensiva non certo da ricordare per il Sant'Orsola. Ora penetra e scarica di De Sole per Antonio Piras, va da Brembilla, Cordet da 4:20 da giocare in questo terzo quarto. Brembilla tutto solo, ci prova dalla media, solo Cotone per lui. Carlini vuole l'ingresso di Samoggia, speriamo per il Sant'Orsola che le triple del numero 1 possano ridare fiducia al Tavoni. Intanto Favario sbaglia, però Malagoli subisce il fallo di Brembilla. Esce Alessandro Piras, entra Jacob Samoggia nelle file del Tavoni. Cordet allora probabilmente andrà a fare il 4 con Samoggia dalla piccola. Tanto qualche piccolo chiarimento tra la signora Bellamio e il tavolo degli ufficiali di campo. Si può riprendere ora il gioco, sarà sempre Favario a rimettere il pallone sul parquet. Cordet da disturbare la rimessa profonda per Bonelli, Rispoli, pronto De Sole a seguire le tracce del numero 12, se non andiamo errati mai uscito dal parquet. Va da Bonelli, fa saltare Antonio Piras, penetra e scarica per Favario, tutto solo dalla lunga distanza, arriva l'errore, Malagoli poi in qualche modo trova il rimbalzo in attacco. Quello che sta mancando ora al Sant'Orsola è anche la voglia di credere fino in fondo nella rimonta, e queste situazioni premiano gli avversari. Ora si va con il cronometro dei 14 in questo caso a chiudere la sua corsa. L'errore di Antonietti, si può ripartire per il Tavoni. Brembilla di nuovo dalla media a cercare il canestro, gran rimbalzo di Antonio Piras in attacco, deve ragionare il Tavoni. De Sole, si muove Jacob Samoggia, De Sole preferisce fare tutto da solo, arresto e tiro dalla media, l'errore da parte di De Sole, gira tutto male per il Tavoni in questo caso. Antonietti ribalta un missile che finisce fuori dal campo perché Bonelli non ci può arrivare. Pronto a rientrare Martina sul parquet, che allora non ha avuto grosse conseguenze dalla caduta di prima, anche se lo vediamo piuttosto claudicante. Antonio Piras a portar palla, Jacob Samoggia per il pick and pop, Samoggia mette palla a terra, serve Cordedda accoppiato con Antonietti, si muove bene Cordedda e trova il fondo della retina, canestro che vale il meno 20, 39-59. Antonio Piras prova a anticipare Martina, Antonietti cerca spazio sulla linea di fondo, calpesta la linea. Allora palla recuperata per il Sant'Orsola che prova a entrare in fiducia da solo. Si riparte con Antonio Piras a portar palla. Cordedda riceve, aspetta il taglio di De Sole, gran lettura di Cordedda, gran taglio di Franz De Sole. Tavoni che si porta a meno 18, 41-59. Importante un segnale di fiducia per tenere aperta la speranza di ritrovare la vittoria. Frana Rispoli che in qualche modo riesce a servire Favario, costretto a forzare il numero 7, comunque trova il fondo della retina. Per lui si tratta del punto numero 15 personale, di nuovo più 20 per la squadra ospite. De Sole accoppiato con Rispoli, gli scippa il pallone, non c'è fallo secondo la coppia arbitrale, si lamenta Franz De Sole,
Rispoli nell'angolo per Antonietti, cerca di nuovo spazio sulla linea di fondo, chiude bene Cordedda, riapre per Favario, c'è Samoggia su di lui, serve Martina dagli 8 metri, per ora non guarda nemmeno il canestro, segue bene Antonio Piras, Favario, arresto, tiro e bersaglio. Gran prestazione di Gibril Favario che ne ha messo a segno 17, non è finito il terzo quarto. Brembilla ci riprova dalla lunga distanza a trovare la tripla per spezzare il ritmo avversario, a segnare il meno 19, 44-63 quando è iniziato l'ultimo minuto di questo terzo quarto. Martina per Favario, il consegnato per il cambio difensivo con Antonietti che fa saltare Antonio Piras, ribalta per Rispoli, ancora per Favario, ancora Antonietti, cerca spazio con Malagoli. Gioco piuttosto elementare ma decisamente efficace che vale il nuovo più 21, 44-65, 30 secondi da giocare in questo terzo quarto. De Sole, il blocco di Brembilla lo sfrutta bene Franz De Sole, ora risponde colpo su colpo il Tavoni ma non riesce a trovare un break che possa spezzare il ritmo avversario. Martina per Favario, frana ancora una volta Rispoli a terra, Favario prova a fare tutto da solo, c'è Samoggia su di lui, va da Antonietti, ancora Favario libero da 6,75, solo il ferro per chiudere questo terzo quarto. 46 Tavoni, 65 Torino, meno 19 per la squadra di casa che se non altro in chiusura di quarto ha mostrato segnali di vita. Ora una piccola pausa anche per noi. Tutto pronto per l'inizio di questa ultima frazione tra il basket Sant'Orsola Tavoni e la SAT Crocetta Torino. Più 19 per la squadra ospite che con delle percentuali decisamente alte rispetto al Sant'Orsola ha fatto e costruito questo importantissimo vantaggio. Ora fallo nei confronti di Cordedda non sanzionato dalla coppia arbitrale che permette a Antonietti di costruirsi il tiro dalla lunga distanza. L'errore, il rimbalzo di De Sole che guida la transizione offensiva. Rispoli va a spendere la penalità, arrivano anche due liberi se non andiamo errati. Bravissimo De Sole a scagliare il pallone nel più breve tempo possibile dopo il fischio della signora Bellamio. Nel frattempo c'è la necessità di asciugare il parquet. Gioco che non riprende proprio per consentire a qualcuno degli addetti di poter asciugare, perché nel frattempo pronto Franz De Sole a tirare il primo dei due liberi a disposizione. A segno sbaglia il secondo dei due liberi De Sole, prova ora la trappola a tutto campo il Sant'Orsola. Antonietti per Francione, serve Favario, di nuovo cancellato da Cordedda, seconda penalità per lui e lui a servire poi Pilo, completamente dimenticato la difesa del Torino. Si infuria coach Tassone che vale il meno 16, 49-65. Rispoli per Antonietti, va a zona il Sant'Orsola, l'errore da lunga distanza di Francione. Tassone grida uomo, vediamo ora gli accoppiamenti. De Sole fino in fondo, forse anche un contatto con Rispoli, di nuovo nessun fischio da parte della coppia arbitrale. Pilo a recuperare il pallone nei confronti di Antonietti, arriva anche un piccolo infortunio per Mirko Pilo, forse un
colpo basso, ritmi ora che si alzano. Pilo rimane a terra. Riesce ad alzarsi Mirko Pilo, arriva il cambio nelle file della Crocetta Torino, rientra Federico Antonietti, riesce Luca Antonietti. E ancora c'è necessità di asciugare il parquet. Ricordiamo che oggi qua a Sassari la temperatura per tutta la giornata è stata di 30 gradi. Naturalmente il Pala Serrademini accusa il colpo, Desole dalla lunga distanza, Cordedda lotta il rimbalzo, Antonietti lo conquista e riparte per Torino. Passano i secondi, Pilo rimessa per l'ultima a toccare è Mirko Pilo, però il cronometro dei 24 dice 16 e allora palla riconquistata da parte del Sant'Orsola grazie alla grande interferenza di Mirko Pilo. Prova con la difesa il Tavoni a tenere viva questa gara. Nel frattempo esce Francione, ritorna sul parquet Martina. Ancora claudicante dopo l'infortunio nel terzo quarto. Pilo copiato proprio con lui, non se la sente di attaccarlo, si va da Samoggia, 8:26 da giocare alla fine della partita, palla nel pitturato per Cordedda, si arresta dalla media distanza il ferro, il rimbalzo è proprio di Martina. Il Tavoni deve convertire in punti questi recuperi per cercare di riavvicinarsi e mettere pressione alla squadra ospite. Martina di nuovo a zona, il Tavoni di nuovo, una palla recuperata con Pilo a guidare la transizione. Pilo fino in fondo, si appoggia alla tabella, arrivano i 2 punti per il Tavoni che supera quota 50. Meno 14 per il Sant'Orsola che prova ancora a tutto campo. Rispoli 5-1, 6-5 il punteggio, 7:40 da giocare. Martina in possesso di palla, ribalta proprio per Rispoli, tutto solo dalla lunga distanza a cercare di bloccare l'emorragia con Rispoli stesso che va a commettere fallo su Mirko Pilo. Sul rimbalzo attacco, nuovo fallo per il numero 12 che sale a quota 2 personali e allora arriva il momento del time out per coach Tassone. Ricordiamo il punteggio: Tavoni a quota 51, Crocetta Torino a quota 65. Prendiamo una piccola pausa anche noi. 51-65 il punteggio, 7:33 da giocare. Tavoni che avrà la possibilità di rimettere il pallone in gioco. Prima però, dopo il minuto di sospensione chiesto alla panchina ospite, è ancora necessario l'intervento dello spazzolone per poter asciugare il parquet. La rimessa andrà a Jacob Samoggia. Quintetti che vedono il Tavoni in campo con Desole e Pilo a fare gli esterni. Samoggia da 3, Cordedda dalla piccola e Brembilla gira da centro. Cordedda che ora prova a giocare spalle a canestro con Antonietti, lo porta a scuola e poi segna il punto numero 53. Meno 12 Tavoni. Crocetta Torino schierata con Martina a portar palla, sempre claudicante. Rispoli a dargli una mano in regia da esterno. Favario da numero 3, per lui fino a questo momento 17 punti. E poi Federico Antonietti dalla forte, Malagoli da centro. Martina per Rispoli, ribalta per Favario, va da Malagoli, il taglio di Antonietti, non lo serve Malagoli, Brembilla gli scippa un altro pallone. Tutta l'esperienza di Capitan Brembilla in questa palla recuperata che anima il Pala Serrademini. Desole
per Cordedda, prova ad attaccare il canestro numero 14, si appoggia al tabellone e trova il punto del meno 10, 55-65 il punteggio, parziale di 10 punti del Sant'Orsola che anima il Palasserra dei Migni, che ora si fa sentire per disturbare le trame offensive di Torino. Antonietti per Malagoli, riserva il numero 13, riapre il gioco per Martina, non ha il passo per attaccare, si va da Malagoli, da Favario, il piazzato il numero 7, l'errore, Brembilla a tagliare fuori, Malagoli trova un rimbalzo importantissimo, riparte il Sant'Orsola con Brembilla, ci prova dalla lunga distanza a far alzare in piedi il Palasserra dei Migni, meno 7 Tavoni, 58-65 il punteggio, 6 da giocare. Martina per Favario, Rispoli penetra e scarica, va da Favario, altro arresto e tiro, altro errore, Samoggia a lottare il rimbalzo, trova De Sole in contropiede, Cordedda dietro la schiena per De Sole a segnare il punto del meno 5. Inerzia della gara completamente ribaltata, Tavoni in striscia positiva, parziale di 15 punti, Brambilla nel frattempo frana su Antonietti, mettendo a referto il secondo fallo personale, secondo fallo anche di squadra. Ora il pubblico del Palasserra dei Migni si fa sentire a spingere gli uomini di coach Carlini, 60-65 da giocare, abbiamo di nuovo una partita. Nel frattempo Cordedda lascia il parquet, rientra Alessandro Piras, qualche crampo probabilmente per Andrea Cordedda che chiede l'aiuto di Schinto, lo vediamo inquadrato sullo sfondo, ma c'è un'azione da raccontare. Favario, Antonietti per Rispoli, Martina tutto solo, ci prova dalla lunga distanza e blocca un'emorragia che durava ininterrotta da 15 punti, restituendo il più 8 a Torino. De Sole per Brembilla, mette a palla a terra il numero 12, va fino in fondo, perde la maniglia e trova la rimessa per Torino. Coach Carlini però, dopo il canestro alla palla persa, decide che è arrivato il momento di dare riposo ai suoi, vuole non far perdere lucidità e vuole proseguire con questo bel momento che ha caratterizzato questa prima parte dell'ultima frazione. Allora sul 60-68, palla in mano Torino, il Tavoni chiama time out, prendiamo una piccola pausa anche noi. Si ritorna sul parquet con Martina per Rispoli. Forse ora inizia a accusare anche dal punto di vista fisico Torino, che ha effettuato pochissime rotazioni dalla panchina. Non è ritornato sul parquet Andrea Cordedda dopo questo minuto di pausa. Martina nell'angolo per Favario, arriva l'infrazione di passi del numero 7. (4:48 da giocare), Tavoni a quota 60, Torino a quota 68. De Sole, pick and roll con Brembilla, vuole andare da Alessandro Piras, serve Samoggia, importante dalla lunga distanza, Jacob Samoggia a risegnare il meno 5, a ridare fiducia al Sant'Orsola. 6-3-6-8, 4:30 da giocare. Martina aspetta il movimento dei compagni, accetta il cambio difensivo Brembilla, ora c'è il mismatch con Malagoli, preferiscono andare da Antonietti, recupera Brembilla, Martina serve Rispoli tutto solo dal 6,75, la tripla, errore, Brembilla lotterà al rimbalzo, l'ultima a toccare è Favario, altra palla recuperata per il Tavoni. Coach Tassone corre ai ripari, vuole Luca Antonietti sul parquet, esce Federico Antonietti. Luca Antonietti che ha a suo carico 4 falli, vedremo se coach Carlini ordinerà di attaccare su di lui. L'accoppiamento difensivo probabilmente dovrebbe premiare Alessandro Piras, cerca la linea di fondo, De Sole per Pilo, altra tripla, altra bomba a bersaglio per il Sant'Orsola che si porta a meno 2, 66-68 il punteggio. Martina per Antonietti, Rispoli accoppiato con De Sole, va a spendere il fallo Franz De Sole. Per De Sole si tratta della terza penalità, lo stesso dicasi dei falli di squadra per
il Tavoni. Favario alla rimessa per Rispoli, Martina, c'è Pilo su di lui, ancora Favario, uscito completamente dal match, ribalta per Rispoli, 3 secondi per andare al tiro, Rispoli, il tiro in allontanamento, l'errore, un airball che consente il recupero di Brembilla. De Sole a portar palla, vuole Alessandro Piras, non si intendono i due. Palla persa allora per il Tavoni, ci sono comunque gli applausi della Palasserra dei Mini, partita apertissima dopo il meno 24 che ha caratterizzato il terzo quarto. Rispoli va da Favario, l'uscita ai blocchi del numero 7, ritrova il via del canestro Gibril Favario, restituendo più di un possesso di distacco. 6-6-7-0 il punteggio. Pilo per Brembilla, vuole Alessandro Piras, a spalle a canestro con Antonietti che difende pulito nonostante i 4 falli. Avevamo detto che sarebbe stato un duello da vedere in queste fasi di gioco. Martina cambia idea, serve ancora Antonietti, c'è Samoggia su di lui, Pilo prova a anticipare Rispoli concedendo lo spazio per lo stesso Antonietti, forse anche l'infrazione di passi. Brembilla a raccogliere il rimbalzo più in alto di tutti. Pilo, c'è il blocco di Brembilla per lui, prova a attaccare il canestro, Pilo si arresta, serve Alessandro Piras, c'è spazio per tentare la penetrazione, forse subisce anche il contatto, non c'è il fallo di Antonietti, non sta vertendo a favore del Tavoni questo duello. È pronto a rientrare sul parquet Andrea Cordedda, vedremo se ci sarà la contromossa da parte di Tassone. Comunque più 4 palle in mano per Torino, forse c'era anche il fallo nei confronti di Favario prima di questo fischiato per la penetrazione di Antonietti. Esce Alessandro Piras come previsto, rientra Andrea Cordedda sul parquet, terzo fallo di Alessandro Piras. Pronto Favario alla rimessa, è sempre lui a incaricarsi delle rimesse da fondo campo per Rispoli, a sua volta per Martina, si aspetta l'uscita dello stesso Favario, lo insegue De Sole, non fa in tempo grazie al blocco di Malagoli, tripla aperta, l'errore, Cordedda a lottare il rimbalzo, favorisce con il type out Brembilla, guida la transizione De Sole, si apre Pilo, De Sole vuole il penetra e scarica per Samoggia, deve ragionare ora il Tavoni, ancora De Sole per Mirko Pilo, arriva Brembilla. Pick and pop, 3-2, Brembilla ha spazio per la tripla, non se la sente di tirare in un primo momento, va fino in fondo, altro penetra e scarica con Pilo che ci prova dalla lunga distanza a segnare il -1. 6-9-7-0 per Pilo, si tratta del punto numero 14. Partita quanto mai aperta. Rispoli per Antonietti con Cordedda, forse anche l'infrazione di passi, c'è prima il fallo di Andrea Cordedda. 2 liberi allora per Antonietti, per Cordedda si tratta della seconda penalità. Antonietti che dovrà tirare 2 liberi praticamente con la palla medica, vedremo come riuscirà a disturbarlo il Palasserra di Migni. Si fa sentire come, ma Antonietti dimostra tutta la sua resistenza del sangue freddo che può essere utile in questo frangente. 2 su 2 per lui, di nuovo più 3 per Torino. 6-9-7-2 il punteggio. De Sole 1-15 da giocare. Pilo, c'è il blocco di Brembilla, ancora Pilo, serve Brembilla, vuole Cordedda, spalle a canestro, accoppiato con Antonietti, questa volta non riesce a tenerlo il numero 17 come in precedenza con Alessandro Piras. Allora di nuovo -1, 7-1-7-2 il punteggio. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Cordedda disturba il palleggio di Martina, trova il pallone Pilo che subisce forse anche il contatto, non trova il canestro, c'è il fallo però nei confronti di Emiliano Brembilla da parte di Antonietti che chiude la sua gara. Quarto fallo di squadra, vedremo se saranno concessi anche i tiri liberi, probabilmente no perché Brembilla stava lottando al rimbalzo ma non per tirare. Arriva però il time out da parte della panchina di casa con 48 secondi da giocare. Coach Carlini decide che è arrivato il momento di disegnare uno schema d'attacco per tentare il
tiro che può valere il sorpasso. Rimaniamo in cronaca in questo minuto di sospensione. Nel frattempo dalla panchina si chiede dove verrà rimesso il pallone sul parquet. L'avevamo detto in precedenza, Torino poteva accusare dal punto di vista fisico, visto le rotazioni ridotte da parte di coach Tassone. Carlini le ha provate tutte prima di trovare un atteggiamento, un quintetto che potesse mettere in crisi la SAT. Ci è riuscito praticamente con Pilo da play ed è Sole ad aiutarlo, situazione che ha permesso con una grandinata di triple di ricucire quel gap di 24 punti scavato in particolar modo a cavallo tra il secondo e il terzo quarto. Tavoni che fino a questo momento di sicuro ha dimostrato di crederci fino in fondo e ora ha in mano il possesso del possibile sorpasso. Pronto Brembilla alla rimessa. L'uscita è per De Sole, ragiona Franz De Sole. Ora aspetta il movimento dei compagni, punta Favario, penetra e scarica per Brembilla che non se la sente di tirare, va fino in fondo, si appoggia al tabellone, il ferro lo aiuta e arriva il sorpasso del Tavoni. 73-72 con 30 secondi da giocare e ora è la Palaserra dei Mini a spingere la difesa del Sant'Orsola. In precedenza il fallo non era di Antonietti, in ogni caso Rispoli per Martina, c'è De Sole su di lui, lo segue bene De Sole e sullo scivolamento trova lo sfondamento che vale la nuova palla recuperata per il Sant'Orsola. Se è stato l'attacco ad aiutare il Tavoni nella rimonta è la difesa che può decidere questa gara in favore dei padroni di casa. Altro timeout in campo, questa volta chiamato da coach Tassone. 73-72 il punteggio, 16 secondi e 57 centesimi da giocare, con coach Carlini che chiede dove sarà rimesso il pallone in campo. Poche le scelte a disposizione di coach Tassone, già in bonus probabilmente cercherà il fallo sistematico per mandare in lunetta i padroni di casa. Carlini potrebbe decidere di schierare un quintetto piccolo fatto di tiratori per avere sicurezza dalla linea della carità. Ora sembra disegnare uno schema per decidere quali saranno i movimenti sulla rimessa. Dall'altra parte Tassone ordinerà la pressione sul incaricato di rimettere in gioco il pallone. Brembilla colui che si prenderà le responsabilità, Cordedda, Pilo, De Sole e Samoggia quelli incaricati di ricevere, con Malagoli a disturbare la rimessa. C'è prima necessità ancora una volta di asciugare il parquet, perché dopo la caduta di Franz De Sole non si è avuto modo di asciugarlo in precedenza. Ancora qualche secondo, tensione altissima ora alla Palaserra di Migni. Prova a farsi sentire il pubblico del palazzetto di casa. Brembilla la rimessa, scatta De Sole che riceve il pallone, può andare fino in fondo De Sole, la stoppata di Favario ma col fallo. Franz De Sole avrà la possibilità dalla lunetta di mettere un possesso pieno di distacco tra le due squadre. Di secondi però ne sono passati soltanto 3. Gran furbata di coach Carlini che aveva ordinato la rimessa lunga per il numero 10 e ora la palla medical a lui fra le mani. A segno il primo dei due liberi a disposizione, più 2 Tavoni, 13:49 da giocare. Ricordiamo che le due formazioni hanno ancora un timeout a testa da spendere. A segno anche il secondo, più 3 Tavoni e come previsto arriva il minuto di sospensione chiamato dalla panchina ospite. Cerca la rimessa in zona d'attacco coach Tassone
e ora saranno le lavagnette a decidere questa gara. Vedremo cosa deciderà coach Carlini, se difendere sulla rimessa o mandare in lunetta i propri avversari per giocarsela lui. Lo scopriremo alla fine di questo minuto di sospensione. Dalla telecamera il nostro Icuri Bicchesu dice che la scelta del coach sassarese sarà quella di difendere forte. Vedremo coach Tassone cosa riuscirà a disegnare per la rimessa in zona d'attacco. In pochi in ogni caso, a parte chi indossa ora la maglia arancionera, avrebbero creduto in questa rimonta dopo un passivo del meno 24. Escludiamo anche il nostro cameraman, colui che vi parla al microfono. L'arbitro Cattani ordina la rimessa con Martina a prendersi le responsabilità, Samoggia a disturbare le linee di passaggio. Si muove Rispoli per portare il blocco per Favario, arriva la palla nelle mani del numero 12, c'è Pilo su di lui, difende forte il Tavoni, Martina deve trovare una conclusione, ora Torino lo fa Favario dalla lunga distanza, l'errore, rimbalzo di Malagoli e lui è l'ultimo a toccare con la rimessa per il Sant'Orsola. 3 secondi da giocare, ora deve spendere il fallo Torino se vuole mantenere aperte le speranze. Brembilla la rimessa, Samoggia tutto solo, riceve il pallone, non fa fallo Torino e il Tavoni rimane imbattuto in questa seconda fase dei playoff. Aggancia Faenza al primo posto che ieri ha battuto Lissone. Ci sono 2 padrone in questo girone D, una di queste è il basket Sant'Orsola Tavoni e nel prossimo impegno sfiderà il Faenza. Prima di chiudere questa telecronaca ringraziamo il Coribicheso delle immagini, a cui concediamo il microfono per le interviste di rito di fine partita. Da parte di Nicola Cascione il più cordiale proseguimento di programmazione con Libera TV e Directa Sport. Se no non ci divertiamo, come la Dinamo anche noi, ragazzi. Tutti di nuovo. È bella. Pietro Carlini alla fine di una gara davvero incredibile, sotto i 24. Un solo quarto a giocare, però bisogna fare i conti con questi ragazzi che sono riusciti a sprecare l'impossibile all'inizio, magari anche un po' deconcentrati, non sappiamo come definirlo, poi alla fine si sono ricordati di quello che hanno fatto in tutta la stagione, ci hanno tentato, ci hanno provato, alla fine ci sono riusciti ma con grandissimo merito. Davvero un grande in bocca al lupo per il proseguo intanto, perché è importante, questo fa sangue come si dice in gergo. Pietro? Ma per noi era fondamentale vincere. Era fondamentale vincere perché con 4 punti in un girone a 6 partite è fondamentale. Chiaramente non tutte le partite vanno come tu vorresti, oggi magari qualche situazione nostra un po' gestita male all'inizio, però devo anche dire che loro nei primi 2 quarti hanno segnato l'impossibile, avevano 49 punti, poi se ne hanno fatto 23 e credo che nell'ultimo ne abbiamo fatto... Io credo 5-6, non ha segnato mai, un merito va a questo gruppo che veramente ancora ci è rimasto, ci ha creduto
E quando sembra tutto perduto, alla fine l'abbiamo rimessa in sesta, senza poi fare niente, un po' di zona, 2 canestri da 3 ci hanno cambiato la partita. Però continuo a ripetere, questa significa forza del gruppo, qualcosa che abbiamo vissuto anche non più tardi di 24 ore fa, no? Quando si è riusciti a rientrare di un passivo importante in un altro campionato, però sembra che finalmente questo mese di maggio questo parquet abbia ripreso a sorridere alle squadre di casa, non che il Tivoni avesse mai smesso. Però Pietro, veramente, adesso perché no? Farci un pochino a bocca, vedere, anche per essere gratificati, no, il lavoro di tutti questi anni. Sì, diciamo che già per noi questo è un grande successo, questo qua, arrivare, capire che ce la possiamo fare, che facciamo parte di questo campionato e perché noi ci possiamo provare. E oggi è stata una prova, devo dire, fantastica. Io forse all'inizio potevo fare anche delle altre scelte, però poi siamo arrivati alla fine sani, salvi e siamo contenti di aver portato a casa. Ci aggiungerei anche vincenti. Pietro, in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Grazie, arrivederci.